Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Info FVG, ritorniamo a parlare di notizie, curiosità ed eventi in Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da Monfalcone, dove ritorna dal 20 e fino al 24 marzo Monfalcone Geografie, le nuove rotte del vivere, il festival che indaga cambiamenti globali e identità locali. Saranno 5 giorni, più di 100 le voci del nostro tempo, una quarantina i libri presentati. Tra i protagonisti più attesi ricordiamo Vittorino Andreoli, Susanna Tamaro, Giacomo Poretti, Paolo Milone, Beatrice Salvioli, Donato Carrisi, Ilaria Tuti, Luca Zaia, Carlo Vanoni, Fabrizio Gatti e Fausto Biloslavo, ma sono veramente tanti altri. Ne andiamo a parlare insieme al sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, l'assessore alla cultura Luca Fasan e il direttore di Pordenone, direttore artistico anche dell'evento Pordenone Legge, Villalta, in questo servizio. Geografie, il festival Geografie Monfalcone, 20-24 marzo all'interno di quella che oggi abbiamo presentato come la Casa di Geografie, un festival che è cresciuto negli anni, in 6 anni si è attestato come uno dei festival più importanti del Friuli Venezia Giulia, in partnership con la Fondazione Pordenone Legge, un numero e anche una qualità degli autori, perché l'obiettivo che abbiamo è sempre quello di offrire la cultura in una città che ha fatto della cultura una possibilità di valorizzazione della città stessa, in una città rinnovata, in un centro storico bellissimo, speriamo con il sole, sarebbe la prima volta, verrà con l'aiuto, con il supporto di tanti amici, con la sponsorizzazione di Fincantieri, la partnership di organi di informazione importante, ma soprattutto con la presenza delle scuole che arricchiscono ulteriormente l'offerta che facciamo, gli autori molto importanti che verranno solo qui, in tanti casi, riusciremo a indagare su questa società globale che tanti grattacapi ci pone in relazione anche al valore dei nostri valori, della nostra identità. Vi aspettiamo tutti dal 20 al 24 marzo a Monfalcone per il Festival Monfalcone Geografie. Come al solito il festival è fatto di tante voci, molte di queste voci parlano di Monfalcone, della sua realtà storica, della sua realtà sociale, parlano del mare, parlano del Carso e dialogano queste voci con altre che vengono da fuori, che vengono da lontano e che incrociano i temi con quelli che vengono appunto proposti, con quelli che sono di interesse in questo momento e in questo tempo. 20-24 marzo, sesta edizione di Geografie, ci sono diversi valori in campo. Il primo è sicuramente il fatto che Geografie è un evento, è un format fortemente aderente al nostro territorio. Non solamente territorio inteso come Carso e mare, già tantissimo perché comunque il mare viene sempre coinvolto all'interno della programmazione di Aspettando Geografie e anche del periodo di Geografie estate con tutte le rappresentazioni che vengono fatte nel litorale piuttosto che anche nel Geografie nell'acqua con questo bel battello che comunque girando il nostro golfo darà la possibilità di poter sentire lì un autore presentare il suo libro. E passiamo in Friuli Venezia Giulia, che ritorna protagonista del Giro d'Italia 2024 il prossimo 24 maggio con la tappa numero 19 da Mortegliano a Sappada. Ne andiamo a parlare insieme ai sindaci di Mortegliano, di Sappada, al vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, Andrea Cainero e Paolo Bani di Cussig Bike in questo servizio. Io ringrazio tutti coloro che oggi sono qui presenti per questa bellissima serata organizzata dal Comune Mortegliano e dal Comitato Locale Tappa. È stata una serata molto bella e intensa, di grandi ricordi, di grande passione per il ciclismo, per lo sport in generale e per tutta questa comunità. Naturalmente questa è una tappa, come è stato spiegato, che è stata voluta da mio padre, da Enzo Cainero ancora qualche anno fa, che per fortuna ha visto realizzare ancora una volta il suo sogno, comunque il suo progetto. Partirà da Mortegliano per arrivare a Sappada, sarà una bellissima rivisitazione di nuovo del nostro territorio friulano e quindi speriamo numerosi i tifosi e anche i turisti da fuori per vedere questo spettacolo sportivo che è il Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Quindi vi aspettiamo tutti il 24 maggio da Mortegliano per arrivare a Sappada. È stata una serata bella, sentita, partecipata e spero che altrettanto lo sia la partenza il 24 maggio, a 10 mesi esatti dalla grandinata di Mortegliano. Mortegliano c'è, Mortegliano è presente, il Friuli c'è. Un grazie a tutta la Regione per tutto quello che ci ha dato, un grazie a tutti i volontari e un grazie a Paolo Urbani per averci aiutato fino ad oggi. L'anno
l'anno scorso, un momento importante perché insomma il Monte Lussari ha ospitato il Giro d'Italia e abbiamo dimostrato la grande capacità del Friuli Venezia Giulia di organizzare eventi sportivi così importanti, eventi estivi ovviamente. Quest'anno l'arrivo sarà a Sappada e il percorso delle biciclette lungo un po' tutto il Friuli Venezia Giulia, in modo particolare nella provincia di Udine, fino a tutta la Carnia e tutte le montagne. Il metodo migliore per la pubblicità e per la promozione della nostra regione, per farla conoscere al di fuori dei confini regionali. Sicuramente è un'occasione importante per Sappada riospitare l'arrivo di tappa del Giro d'Italia dopo il 2018, è un piacere anche collaborare col comune di Mortegliano con cui abbiamo instaurato un bellissimo rapporto di collaborazione. Ovviamente ringraziamo la Regione per averci supportato in questa iniziativa e in questo importante evento che nasce da una collaborazione di un po' di anni fa con Enzo Cainero. Dopo i primi sopralluoghi alle sorgenti del Piave è nata l'idea di creare un nuovo arrivo di tappa a Sappada. Questa serata per me è particolare perché pur essendo sponsor da 23 anni sono con altri pochi tra i più vecchi sponsor da sempre, col povero Enzo. Quest'anno sono anche coinvolto in questo progetto che abbiamo creato con Idea Natale Solidale insieme al progetto Autismo, facendo dipingere queste due bellissime biciclette, è vero, dove verranno messe all'asta per creare questo villaggio con house di progetto Autismo. Chiudiamo infine alla cantina produttori Cormons, è stata presentata anche la nuova etichetta proprio del vino della solidarietà disegnata dall'artista Celiberti. L'iniziativa nata 10 anni fa continua anche attraverso la vendita delle bottiglie a sostenere l'attività dell'Anfa Sonlus di Gorizia. Ne parliamo insieme al direttore della cantina produttori Cormons, Alessandro Del Zovo, il sindaco di Cormons Felcaro, il maestro Celiberti e il presidente della regione Fedriga. Bene, oggi abbiamo presentato la 10ª etichetta del vino della solidarietà assieme al presidente Fedriga, di cui abbiamo avuto l'onore di avere la presenza. È una collaborazione che ormai va avanti da 10 anni con Anfas e che insomma a noi dà grande soddisfazione. È un progetto che serve a dare un supporto anche all'associazione e ai ragazzi disabili di cui fanno parte. Sono veramente commosso a vedere una mia cosa molto lontana essere ancora qui con voi e ad augurarvi le cose più belle con tutto il mio affetto, con tutto il mio amore. Auguri di tutto cuore. Sì, 3 culture del nostro territorio che caratterizzano il Friuli Venezia Giulia e le eccellenze della nostra regione. La parte artistica, oltretutto per il decennale celebrata da Celiberti, uno degli artisti più conosciuti a livello internazionale della nostra regione, la parte dell'enogastronomia con l'eccellenza del Coglio e quindi del vitivinicolo del Coglio, sicuramente riconosciuto anche questo a livello internazionale come cultura del nostro territorio, e la cultura dell'inclusione e dell'inclusività, la cultura della solidarietà. Penso che questo connubio sia una sintesi delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia, ne dobbiamo andare orgogliosi e quindi anche la mia presenza qui oggi vuole significare che quando le eccellenze della regione si mettono insieme hanno un successo esponenziale. Ed è tutto quindi per il nostro appuntamento con Info FVG, continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle notizie dal Friuli Venezia Giulia.